di farsi consegnare da un'azienda orofa gioielli per 135.000 euro, ma la truffa viene sventata dalla titolare, denunciato 53enne napoletano pregiudicato, il fatto a San Zenone degli Ezzelini. Orrore sul treno per Mantova, dove un marocchino di 27 anni ha picchiato e tentato di strangolare la compagna incinta, una 25enne trevigiana, indagano i carabinieri. Crack Veneto Banca, va in scena il terzo filone, quello per la bancarotta. Il gruppo di Treviso ha ammesso la stragrande maggioranza delle richieste di parte civile. Travolto ed ucciso da un 18enne che si trovava alla guida dell'auto senza patente, si è svolto in forma privata il funerale dell'ex professore Diego Lapen. La tragedia di Ormelle, Massimo Fletto, diversamente abile, 50enne investito ed ucciso da un'auto pirata. Davanti al giudice sono comparsi in due l'autista della macchina ed il presunto complice. In Veneto il nuovo anno scolastico vede una dozzina di scuole paritarie FISM che non riprenderanno le lezioni, 3 nella Marca, denatalità ma soprattutto carenza di risorse e le cause di queste chiusure. Sta facendo il giro del mondo la storia del sindaco Arnaldo Pitton, che finito in cassa integrazione si è reinventato diventando panettiere e così Meduna di Livenza arriva anche in Cina. Inaugurata ad Oderzo, a Palazzo Foscolo, la mostra Il ragazzo d'oro Paolo Rossi and the Football Legends, dedicato al mito di Pablito e ai campioni della sua epoca. Da domani fino a domenica Padova ospita il 9° raduno nazionale dell'ANPS. In città anche il ministro Piantedosi. Antena 3 domenica trasmetterà in diretta la sfilata dei poliziotti. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli in primo piano, la cronaca. Finto Corriere cerca di farsi consegnare da un'azienda orofa gioielli per 135.000 euro, ma la truffa viene sventata, ha denunciato 53enne napoletano pregiudicato, e caccia e complice, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. Hanno pianificato l'atto criminoso nei minimi dettagli, volevano impossessarsi di gioielli per 135.000 euro. Il pacco sarebbe dovuto partire dalla ditta 2A con sede a San Zenone degli Ezzelini verso un cliente via Corriere. Ed è qui che sono entrati in gioco i truffatori ben organizzati. Hanno probabilmente hackerato il sistema informatico dell'azienda, riuscendo ad intercettare la corrispondenza con la vera società di spedizioni che era legittimata alla consegna. Ma il piano non è riuscito. Una telefonata di troppo ha messo in allerta i titolari dell'azienda. La telefonata era un po' sospetta e quindi ci siamo messi un po' in allerta di questa telefonata, per cui abbiamo sentito il spedizioniere tramite telefono che mi ha confermato appunto che non erano loro, e quindi abbiamo chiamato i carabinieri. A quel punto il vero corriere si è precipitato in azienda per prelevare il prezioso pacco. Poco dopo è arrivato il truffatore, che è stato intrattenuto dai titolari fino all'arrivo dei carabinieri. E oltretutto i corrieri hanno la faccia riconoscibile perché vengono sempre gli stessi, mentre questa era una faccia nuova, quindi anche chiedendo il nominativo e tutto, sapevi che non aveva il furgone, e faccia nuova si capiva benissimo che non era il corriere che aspettavamo. Denunciato un 53enne napoletano disoccupato e con numerosi precedenti penali, è arrivato vicino all'azienda con un furgone bianco che aveva lasciato lungo la via. Immediatamente è scattata la perquisizione. All'interno del mezzo è stato trovato un borsone con diverse divise complete riconducibili a diverse ditte di spedizioni e timbri contraffatti intestati alle medesime società. Il mezzo utilizzato, un Fiat Ducato regolarmente noleggiato, presentava una targa posticcia applicata sopra quella autentica. Sono in corso indagini per l'individuazione dei complici e la verifica di eventuali collegamenti con episodi simili. Il plauso del sindaco. Dobbiamo sempre essere pronti e attenti alle proposte e a quello che ci viene detto da estranei. Ringrazio però i carabinieri, che sono sempre disponibili e a disposizione nel nostro territorio, che sono sempre attenti alle esigenze della nostra popolazione, della cittadinanza e in questo caso anche delle nostre aziende. 25enne trevigiana incinta, brutalmente aggredita a bordo di un treno dal compagno. Il fatto è accaduto in provincia di Mantova, l'uomo è stato arrestato.
Prima l'ha afferrata per il collo tentando di strangolarla, poi l'ha colpita con schiaffi strappandole la maglietta e la borsetta. La vittima, una ragazza di 25 anni residente nella Marca trevigiana, incinta di qualche mese, brutalmente aggredita a bordo di un treno dal compagno, un 27enne marocchino senza fissa dimora. A dare l'allarme il capotreno, che ha segnalato l'accaduto al 112 raccontando che la coppia era scesa alla stazione di Poggio Rusco in provincia di Mantova. La lite è proseguita poi per strada, attirando l'attenzione di un passante che, preoccupato per le urla della vittima, ha a sua volta chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, a fatica hanno separato la coppia. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere incinta e di essere stata aggredita dal compagno a bordo del treno. Con la maglietta ancora strappata ed evidenti segni delle percosse subite su collo, gambe e altre parti del corpo, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale civile di Borgo Mantovano. Il compagno è stato invece accompagnato alla stazione dei carabinieri di Poggio Rusco e arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. Crack Veneto Banca, va in scena il terzo filone, quello per la bancarotta. Questa mattina il gruppo di Treviso ha ammesso la stragrande maggioranza delle richieste di parte civile, un passaggio non scontato per moltissimi risparmiatori. La cosa è già stata chiarita, è l'ammissione delle parti civili, della stragrande maggioranza delle parti civili, dei miei assistiti, quelli dell'avvocato Fadalti e degli altri, ma insomma con il rigetto delle eccezioni della gran parte di inammissibilità che erano state sollevate. Un passaggio niente affatto scontato che apre nuovamente le porte del Tribunale a un esercito di risparmiatori. Questo l'esito dell'ennesimo atto nel crack di Veneto Banca. Alla sbarra, tra gli altri, ancora una volta, l'ex amministratore delegato e direttore generale Vincenzo Consoli e i presidenti Flavio Trinca e Francesco Favotto. Un copione che si ripete, stavolta senza il rischio di prescrizione, come è successo invece per l'accusa di truffa. Quante sono più o meno le parti civili? A memoria qualche centinaio, penso 300-400 in questo processo. In tribunale a Treviso va in scena quindi il terzo filone, quello per la bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, poi scaturita in un buco da oltre 300 milioni di euro, cifra monster messa a disposizione di società che non avevano le necessarie garanzie. Le parti civili sono al momento fiduciose e pensano ai prossimi passi. Discuteremo l'udienza preliminare e il rinvio a giudizio. Sono state anticipate 2 richieste di giudizio abbreviato da parte dell'ex condirettore generale Feltrin e del professor Favotto. Noi dobbiamo decidere se accettare o meno il giudizio abbreviato, però per le mie parti civili credo che l'accetteremo. Siete comunque soddisfatti di questa udienza? Molto. L'ordinanza del giudice è stata, sulla costituzione delle parti civili, è stata estremamente puntuale e sostanzialmente ha rigettato tutte le eccezioni delle difese. Casa Zero, nell'udienza di oggi il GUP Carlo Colombo doveva decidere sulle costituzioni di parte civile, 23 i nuclei familiari che sarebbero stati danneggiati dalle condotte degli amministratori delle società, ma le eccezioni presentate dalla difesa hanno nuovamente stoppato il procedimento. Nel mirino degli avvocati l'indeterminatezza e la genericità del capo di imputazione, un difetto di notifica di alcuni atti introduttivi, ma soprattutto la natura delle istanze dei privati ad entrare nel processo. Il giudice Carlo Colombo è rinviato per decidere al prossimo 1° di ottobre. E continuiamo con la cronaca. Travolto ed ucciso da un 18enne che si trovava alla guida dell'auto senza patente, si è svolto in forma privata il funerale dell'ex professore Diego La Penna. L'addio all'ex vicepreside dell'Istituto Fermi di Treviso, Diego La Penna, 71 anni, si è svolto in forma strettamente privata nei giorni scorsi per volere della famiglia straziata dal dolore. Intanto in procura il pubblico ministero Davide Romanelli ha deciso di non disporre di una perizia cinematica per ricostruire la tragedia avvenuta a Villorba il 1° settembre, come inizialmente paventato. Sarebbe chiara infatti per il magistrato la dinamica del gravissimo incidente. La vittima si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da una Fiat 500 condotta da un 18enne che era alla guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'auto, di proprietà della madre del giovane, avrebbe percorso via Trento a velocità sostenuta, raggiungendo un dosso presente su entrambi i sensi di marcia. A quel punto l'automobilista, inesperto, ha perso il controllo della macchina, invadendo la corsia opposta e travolgendo il ciclista. Il 71enne, che era residente a Ponzano, è morto sul
sul colpo. Il legale del giovane ha deciso di disporre un accertamento. Io avevo annunciato che avremmo fatto un accertamento per valutare quanto quel dosso presente sull'asfalto abbia potuto alterare e in che termini, in che modi la conduzione di guida del ragazzo, fermo restando quella che è stata certamente l'invasione di corsia e quindi la responsabilità da parte del mio assistito. Il legale ha incontrato nei giorni scorsi il 18enne. Io ho parlato l'altro giorno, comincia a riprendersi dallo shock che inevitabilmente ha subito e quindi stiamo cercando di fare anche quei passaggi importanti poi per andare a condividere degli aspetti di natura un po' più umana anche nei confronti dei congiunti della vittima. Sulle ragioni che hanno spinto il ragazzo a prendere un'auto senza avere la patente, per ora c'è il riservo. Che lui l'ha spiegato a me, ma è una circostanza che al momento manteniamo in riservo, nel riservo professionale. Ci saranno modalità successive per mettere al corrente anche l'autorità giudiziaria di quanto è stata la scaturigine di questa azione improvvida. Tragedia di Ormelle, Massimo Feletto diversamente abile, 50enne investito ed ucciso da un'auto pirata davanti al giudice. Sono comparsi in due l'autista della macchina e l'amico che l'aiutò nei giorni successivi. Hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato Vittorio Spigolon, 66enne giostraio di Oderzo, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni stradali, e l'amico 56enne di Orsago, che avrebbe aiutato il giostraio dandogli protezione nei giorni successivi all'incidente. La tragedia a Tempio di Ormelle in via Campagna il 14 luglio 2024. Quella sera la vittima, Massimo Feletto, 50 anni, diversamente abile, stava camminando assieme alla badante. L'auto a forte velocità travolse entrambi. L'automobilista, invece di fermarsi, si diede alla fuga. Nulla da fare per Feletto, che morì sul colpo, ferita gravemente la badante 40enne. Il procedimento è stato rinviato al prossimo novembre, in quanto la difesa degli indagati ha chiesto che venisse valutata la correttezza della costituzione di parte civile da parte dei familiari del 50enne, assistite dall'avvocato Fabio Crea. E continuiamo con la cronaca. Si è mosso anche l'elisoccorso di Treviso per soccorrere un parapendista rimasto incagliato con la vela a 10 metri di altezza. È successo a Semonzo. Una manovra sbagliata in fase di atterraggio, la vela che non è più governabile e il parapendio che perde progressivamente quota. È così che un appassionato di volo olandese di 35 anni è finito sopra un albero a 15 metri di altezza sospeso nel vuoto. L'incidente è successo intorno alle 13 a Semonzo di Borso del Grappa. Sul posto sono giunti l'elisoccorso da Treviso, i vigili del fuoco da Bassano e Treviso e il soccorso alpino. Per l'uomo in un primo momento si è temuto il peggio, considerando le condizioni rischiose della pianta vecchia e secca. Fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze per il parapendista. Parliamo ora di scuole. In Veneto il nuovo anno scolastico vede una dozzina di scuole paritarie FISM che non riprenderanno le lezioni. Denatalità, ma soprattutto carenza di risorse, le cause di queste chiusure. Abbiamo iniziato con 14 scuole dell'infanzia che non hanno aperto, quindi 14 scuole dell'infanzia in meno a livello veneto. Solitamente sono 10, 12, appunto 14 l'anno. Questo ormai è un trend che dura da almeno una decina d'anni. Un trend che continua con una media di 12-14 scuole paritarie che ogni anno in Veneto chiudono, vuoi per mancanza di risorse, vuoi per carenza di bimbi a causa dell'inverno demografico. Tra gli istituti che hanno chiuso nel Vicentino, altrettanti nel Veronese e nel Trevigiano, nella Marca 2 scuole nel solo territorio comunale di Moriago della Battaglia, 1 rispettivamente nel Bellunese, Rodigino e Veneziano. Una flessione del 4% di iscritti che si traduce in 2.500 bimbi in meno nelle scuole dell'infanzia. Dati che nella nostra regione assumono un carattere ancora più significativo se si considera che nel 45% dei comuni veneti esiste la sola scuola paritaria FISM, dato strettamente legato alla nostra realtà. E allora, per continuare ad offrire un servizio alle famiglie, ci si riorganizza con modalità differenti. Si cerca di attivare dei servizi magari senza pappa e senza nanna, perdonatemi questi termini, quindi servizi magari che possono essere svolti in un contesto non formale
legato magari, come si dice, a dei servizi educativi, appunto in un contesto non proprio formale, istituzionale, di un asilo nido propriamente detto o di una scuola d'infanzia propriamente detta, per fare in modo che, è ovvio che quando chiudono però scuole dell'infanzia, lì il problema c'è, nel senso che viene meno un presidio scolastico. Questo però comporta il rischio della nascita di realtà non del tutto regolari, come è accaduto in epoca Covid. Questo è un po' il rischio, quello di sguarnire i territori e allo stesso tempo determinare l'apertura di strutture non a norma, di strutture che non fanno scuola ma fanno altro. Denatalità ma anche carenza di risorse le cause di questi numeri. Per garantire il servizio servirebbero tra i 50 e i 70 milioni in più in Veneto per le scuole dell'infanzia. Il Veneto purtroppo manca di un vestito su misura, perdonatemi se utilizzo questo termine, di un vestito su misura da un punto di vista di contributi, soprattutto statali. Un appello alla politica nazionale dunque, e guardando invece a quella regionale, il pensiero di Cecchin va ai candidati alle prossime elezioni, riportando in primo piano il tema dell'addizionale IRPEF. Che questo è sì un risparmio rispetto alle tasse che vengono pagate dai cittadini, però ci manca quel polmone finanziario che altre regioni hanno, cioè la regione Emilia-Romagna, voglio dire, ha di addizionale IRPEF un introito di circa 800-900 milioni l'anno, va bene, noi siamo a zero. Dopo le polemiche di ieri sollevate dall'opposizione sul rientro alla primaria Manzoni di Trevignano, oggi arriva la risposta del sindaco Franco Bonesso. Polemiche che ritengo non solo inutili ma anche lontane dalla realtà dei fatti. La risposta del sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, alle critiche dell'opposizione sulla riapertura della scuola primaria Manzoni. Lezioni iniziate regolarmente nonostante il cantiere ancora in corso. Per il consigliere Gianluca Colusso una situazione che poteva comportare possibili rischi per la sicurezza dei bambini, ma il primo cittadino smentisce. Sulla sicurezza voglio dare la massima garanzia, da sindaco e da ingegnere, esperto del settore. Da un punto di vista tecnico non c'è alcun problema. Il cantiere è oggettivamente e vistosamente separato dagli spazi dove si trovano gli alunni. Restano da completare alcune opere, ma i lavori non influiranno in alcun modo sulle lezioni. Mancano ancora 2 finiture, le porte interne, che non sono ancora state installate per un ritardo di consegna, e l'isolamento termico della copertura. E su questo voglio essere molto preciso. L'intervento sul tetto non era né programmato né finanziato nel progetto originale. È un'opera aggiuntiva che abbiamo deliberato in agosto, dopo aver trovato i fondi necessari, perché questo ci permetterà di migliorare l'edificio di un'intera classe energetica. Una scelta fatta per il bene dei nostri ragazzi e per la sostenibilità del nostro patrimonio. Ed ora una notizia che arriva dai Vigili del Fuoco, notizia di poco fa, perché nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Castellana a Treviso per un incendio che è divampato all'interno dell'ex consorzio agrario. La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Treviso ha provveduto allo spegnimento del rogo che si è sviluppato in prossimità di un'area dove vi era del materiale plastico depositato. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento e non si esclude la matrice dolosa. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale. Appena 3 notti davanti al forno, e la storia del sindaco di Meduna, panettiere per necessità, ha già fatto il giro del mondo. Arnaldo Pittone è finito sui giornali cinesi, mentre in paese tutti chiedono il pane del sindaco. Ma è vero che stanno già chiedendo il pane del sindaco? Certamente sì, lo chiedono molto spesso. Quindi insomma in 3 giorni già si è sparsa la voce qua in paese che il sindaco lavora nel panificio del paese. Direi proprio di sì. E non solo tra i cittadini di Meduna di Livenza. La storia di Arnaldo Pitton, sindaco che per vivere va a fare il panettiere, ha letteralmente fatto il giro del mondo, arrivando fino in Cina con tanto di articolo online di uno dei maggiori quotidiani di quel continente.
Una storia che tra farine e impasti lui stesso ci racconta così. Fare il sindaco in un paesetto piccolo equivale a 500 e qualcosa euro al mese. Mi sono trovato in cassa integrazione a un anno dalla mia pensione e ho trovato questa opportunità e ringrazio Berti che mi ha offerto questa opportunità. Faccio dalle 3 alle 11 e quindi ho il pomeriggio libero anche per fare il sindaco e seguire altre cose. E se si obietta che a un anno dalla pensione chiunque avrebbe puntato a qualche aiuto pubblico, Pitton stoppa subito perché dice bisogna dare l'esempio. No, ecco, reddito di cittadinanza, NASPI, quelle robe là sono deleterie, proprio non stimolano i giovani. E in effetti il sindaco fa il panettiere per necessità ma anche come stimolo per le nuove generazioni. Perché è un lavoro meraviglioso, il pane è un prodotto straordinario, è la cultura italiana, fare il meccanico, fare il panettiere, fare il fabbro, è una cultura e sono lavori che dobbiamo difendere e portare avanti. Per il titolare del panificio del paese una vera risorsa il sindaco panettiere. E lui è un mio amico, io avevo bisogno di un dipendente, un operaio che gli piaccia lavorare. Lui era disponibile, ci siamo messi d'accordo ed ecco qua. Famiglia Berti da sempre i panettieri di Meduna di Livenza, con la mamma di Michele che ricorda il legame tra forno e municipio. Siccome siamo sempre stati molto amici, venivano qui di notte e si prendevano le brioche con il figlio che è molto aperto, si faceva le feste in paese, si regalava. Insomma, tutto in famiglia? Tutto in famiglia, sì, bravi. Tutto in famiglia sì, ma lavorando. Perché anche se Arnaldo Pitton è il sindaco, al Forno Berti non si fanno sconti. Contratto a tempo indeterminato e ancora in prova? Per adesso è ancora in prova, poi vediamo. Ma viste le prospettive e gli incentivi pur di rimanere al lavoro, non è detto che il panettiere duri più del sindaco. Dopo l'anno che può andare in pensione, cosa pensi di fare? Continuare a fare il pane o anche il sindaco? Perché no? Non è detto, poi sto imparando un mestiere, non vorrei anche portargli via il lavoro, mai dire mai. Oltre 2 milioni di euro per digitalizzare una consistente mole di documenti cartacei, ma anche per implementare il servizio di archiviazione informatico. È il valore del bando nazionale vinto dalla provincia di Treviso e presentato oggi al Sant'Artemio. L'importanza della conservazione della storia è fondamentale. Oggi lo sarà domani e lo era ieri. E questa è la filosofia che ha portato la provincia sin dai tempi del palazzo di via Cesare Battisti ad avere cura dei propri documenti. Non solo per esigenze legali, ma per capire come è cambiata la marca e di conseguenza i trevigiani. Così è nato il FAST, l'archivio fotostorico con migliaia di immagini da oltre 100 raccolte private donate all'ente, e quando si è passati a Sant'Artemio anche la creazione di questo archivio automatizzato, dove in pochi minuti si può recuperare anche il primo atto della presidenza Marcon. La mia prima firma in un consiglio provinciale. Approvazione della prima variazione di bilancio di previsione 2016. Si cominciava già allora, ore 19 del 28 settembre 2016. Qui dentro è l'archivio robotizzato della provincia di Treviso. Qui in circa 6.000 scatole per un ordine di 50.000 faldoni abbiamo tutta la documentazione cartacea o gran parte della documentazione cartacea della provincia di Treviso. Ora, grazie ad un finanziamento di oltre 2 milioni di euro dal governo, gran parte di questi documenti saranno digitalizzati e, se di minore importanza, distrutti. Consentirà di liberare 2,3 km di archivio cartaceo che nella razionalizzazione dei vari archivi della provincia farà sì che questo archivio diventi, tra le altre cose, l'archivio storico. Qui saranno invece custoditi preziosi documenti cartacei dalla fondazione dell'ente nel 1816 fino alla metà degli anni 80 del Novecento. Un'operazione che, oltre a proteggere questi segni della memoria, li renderà facilmente consultabili da tutti. La digitalizzazione, la dematerializzazione di tutti questi archivi cartacei ci dà la possibilità di rendere più facilmente fruibili questi documenti, oltre ai tempi. Ritrovare una carta nell'archivio cartaceo richiede 1 o 2 giornate, in un archivio digitale si tratta di avere un motore di ricerca indicizzato che consente una ricerca pressoché immediata. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio, siamo alla politica, teatrino stancante, così Roberto Bulldog Marcato definisce la trattativa in corso nel centrodestra per l'individuazione del candidato presidente. Marcato che ricorda a Vannacci che la Lega è antifascista, intanto nei partiti si guarda a sindaci e amministratori locali per massimizzare il consenso. Il prossimo passo spero che sia il nome della candidata o del candidato, perché francamente credo che questo teatrino abbia stancato l'elettorato, anche perché nessuno capisce il motivo. Di fronte a un centrodestra che continua a non decidere, il leghista Roberto Marcato non usa come al solito parole di circostanza e anzi rincara la dose parlando di liturgie romane, più o meno negli stessi minuti in cui il colonnello meloniano Giovanni Donzelli assicura che sicuramente si troverà la quadra nelle regioni al voto e anzi dice non stiamo nemmeno discutendo. Insomma, due film opposti. Nel mezzo Marcato invia un messaggio rapido anche al governatore Zaia. Il secondo passo è fissare la data. La data quindi delle elezioni che giorno dopo giorno scivola a novembre inoltrato, esacerbando i toni nella coalizione ma anche all'interno degli stessi partiti. In Lega le tensioni sono quotidiane e le tante dichiarazioni del vice segretario Roberto Vannacci certo non aiutano. Parlando di omosessuali, parlando di cittadini italiani di colore, parlando di decima, no? Facendo intendere chissà quali momenti storici andati. Ecco, sapendo perfettamente che sta sollecitando elementi particolari, ecco, quando fa questo lui non è leghista, perché lo ricordo e lo dico in maniera chiara e netta e mettetevela via, la Lega nasce come partito antifascista. Resta a questo punto da capire quanti dei suoi uomini Vannacci schiererà nella lista della Lega, quanto il generale conterà in Veneto. Una cosa sembra però certa quanto trasversale, ovvero il ricorso ad amministratori locali, sindaci ed ex, la strategia migliore per massimizzare i consensi. Paolo Galeano, candidato del Partito Democratico, è stato sindaco a Preganziola per 10 anni. Che i sindaci siano ancora una delle poche figure a livello politico ed istituzionale che gode di una certa credibilità è un dato di fatto, lo dicono tutte le statistiche, quindi qualche volta questo viene usato anche come traino per un certo consenso. Io però voglio sottolineare invece un altro aspetto, che è quello dell'importanza di una gavetta. Fare la gavetta, fare l'amministratore a livello locale significa acquisire competenze, vivere la quotidianità, confrontarsi con le difficoltà reali di ogni giorno della popolazione, delle aziende e di tutti gli attori che vivono i territori. Inaugurata a Oderzo, a Palazzo Foscolo, la mostra Il ragazzo d'oro Paolo Rossi and the Football Legends, dedicato al mito di Pablito e ai campioni della sua epoca, parla la moglie Federica Cappelletti. Lo sport è anche l'espressione della cultura anche di un paese come l'Italia, in cui ricordiamo il 69% degli italiani sono calciofili, quindi dallo sport passano davvero tanti ricordi, tante memorabilia, tanti insegnamenti, tanti valori, ed è questo che noi anche con la mostra di Paolo e le legend vogliamo trasmettere, aiutare a diffondere. Ha aperto ufficialmente a Palazzo Foscolo ad Oderzo la mostra Paolo Rossi and the Football Legends, un viaggio dentro i ricordi, le memorabilia, ma soprattutto un viaggio emotivo attraverso le gesta del campione e dell'uomo che ha segnato un'epoca dentro e fuori dal campo. La moglie, Federica Cappelletti, giornalista e oggi anche presidente della Lega Femminile, ricorda il primo incontro con Pablito, come per primo lo chiamò Giorgio Lago durante i mondiali del 1978 in Argentina. Io ero veramente bambina quando ci siamo incontrati per la prima volta, perché quando Paolo arrivò a Perugia mio padre, che era un grande tifoso, insieme ai miei fratelli, e quindi andammo a conoscere quello che era considerato l'eroe, ma non solo l'eroe per Perugia, per una città, ma l'eroe italiano. Quindi andammo a conoscere, lui mi accarezzò la testa e io rimasi colpita dal suo sorriso e da quella luminosità che avevano i suoi occhi, quel sorriso e quella luminosità che poi ho ritrovato dopo tanti anni e che mi ha fatto innamorare di lui.
Dal 12 settembre al 12 ottobre sarà possibile ripercorrere tutta la carriera di Paolo, toccando con mano per esempio la maglia storica della Nerossi Vicenza, con cui il giovanissimo calciatore nel 1977 si fece apprezzare a suon di gol, tanto da portare prima la squadra in Serie A e l'anno dopo farla finire seconda, addirittura solo dopo la Juventus, squadra che naturalmente si accamparrò il campione ormai vicentino de facto. La mostra proviene direttamente da New York, dove è stata ospitata al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. E Paolo non solo il primo, ma anche per ora l'unico sportivo italiano al quale le Nazioni Unite hanno aperto le porte, spalancato le porte e dedicato una mostra. Ad inaugurare la mostra il ragazzo d'oro Paolo Rossi and the Football Legends, ad Uderzo anche i campioni del mondo del 1982 Antonio Cabrini e del 2006 Gianluca Zambrotta. Una cosa che con Paolo si era speso, che non offriva mai le caramelle e quindi era molto geloso delle sue caramelle e le scartava in tasca senza farsi vedere, però lo beccavo sempre, quindi questo era per fare un esempio che cos'era Paolo, fuori dal mondo dello sport. Paolo che si fregava le caramelle, che non parlava di calcio, un ragazzo intelligente, un cuore d'oro, un uomo con sani valori che lo sport ha solo amplificato. E la mostra a Palazzo Foscolo ad Oderzo fino al 12 ottobre ne ricorderà le gesta tra le maglie del vecchio Lanerossi Vicenza e della Juve, tra i ricordi di chi, come Antonio Cabrini, ha passato oltre 10 anni al suo fianco in nazionale. Il Paolo vero l'ho conosciuto non in campo ma fuori dal campo, perché eravamo veramente molto uniti, molto amici e soprattutto quando uscivamo fuori dall'ambiente calcistico ci piaceva parlare un po' di tutte le altre cose, non di calcio. Era un ragazzo fantastico, un ragazzo molto quadrato, nello stesso tempo intelligente, che sapeva quello che voleva. E se Antonio ha conosciuto il giocatore, Gianluca Zambrotta ha preso il meglio dell'uomo. È stato una persona eccezionale, prima di essere un grande campione è stato sicuramente una grandissima persona e un grande uomo. Incarnava dei bellissimi valori, dei sani valori e per questo insomma verrà sempre ricordato per essere una grandissima persona. Tra le tante cose in mostra anche la moneta con cui l'arbitro Abraham Klein fece il sorteggio ai mondiali dell'82 di Italia-Brasile, moneta che, siccome portò fortuna all'Italia, venne poi riutilizzata per la finale con la Germania, vinta dall'Italia per 3-1 con il primo gol proprio di Paolo Rossi, e che al termine della mostra sarà nel museo permanente della FIFA di Zurigo. E quel finale che Nando Martellini urlò al 90° ormai è patrimonio culturale italiano. È la cultura di tutti, è la cultura italiana, perché tutti noi abbiamo sentito nelle nostre orecchie campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Quindi ecco, sicuramente per noi questi sono dei valori da portare all'attenzione, come tutte le nostre collezioni. Ovviamente il territorio accoglie sempre queste occasioni, queste possibilità. Sport, domani sera alle 20:30 il Benetton Rugby affronterà l'ultima amichevole prima dell'avvio della stagione contro i georgiani del Black Lion. Sarà la prima gara in casa di fronte ai propri tifosi allo stadio di Monigo. Intanto presentate le nuove maglie dei Leoni. Eccole le nuove maglie home del Benetton Rugby per la prossima stagione. È la splendida cornice del Teatro Mario del Monaco di Treviso ad ospitare la presentazione ufficiale della divisa dei Leoni. Un palcoscenico, è proprio il caso di dirlo, non scelto certo a caso. Il club infatti ha voluto rendere omaggio non solo al rugby ma anche alla cultura, all'arte e alla storia della città. A fare da testimonial alcuni volti della squadra: Alessandro Izekor, Tommaso Menoncello e Lorenzo Cannone. Tradizione e innovazione sono gli elementi che caratterizzano le nuove maglie, nelle quali non possono mancare i colori dei Leoni, il bianco e il verde, quelle righe che riportano al passato, ad una identità che resiste stagione dopo stagione, abbinando eleganza e performance in un design che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Intanto continua la preparazione della squadra in vista dell'esordio in United Rugby Championship, previsto per sabato 27 settembre fuori casa contro il Connacht Rugby. Il primo test stagionale ha visto i Leoni conquistare la vittoria in trasferta contro gli Harlequins. Obviously the result. You know, we wanted to start really well for the season and we got the win.
So I'm very pleased with the result. The second thing is you get to see so many young, really good players who came up and they showed up, performed really well, especially the outside backs as well. Il Benetton ora è atteso per la seconda e ultima amichevole precampionato, la prima gara davanti ai propri tifosi a Monigo contro i georgiani dei Black Lion. Obviously, Georgians rugby are, they've been doing really well in the last few years. Very physical, from my understanding. I think it's going to be tough, but we are looking forward to the game. Obviously, another opportunity for us to be better. To obviously work on what we've been working on in our preseason games as well. So, but yeah, it's going to be exciting. It's going to be obviously have our first one at home for our fans. So there's a lot to look forward to. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Si è concluso con il voto di ieri al Senato l'iter di approvazione del DDL Montagna, una legge fondamentale per la tutela della montagna e il contrasto allo spopolamento nelle terre alte. Contrasto allo spopolamento, sostegni a scuole e ospedali, agevolazioni per chi fa impresa in quota, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. Il Senato ha detto sì al DDL Montagna del ministro Calderoli. Con il voto di ieri a Palazzo Madama si chiude il percorso di approvazione della legge presentata già nel 2022 dall'allora ministro Gelmini proprio a Belluno, che avrà l'onere di portare i territori montani al centro dell'agenda politica con la stessa rilevanza e dignità del resto del paese. Una legge che definirà una vera e propria strategia per la montagna, con una revisione triennale che consentirà di verificare la sua attuazione e di apportare gli eventuali correttivi. Con questa norma si apre finalmente una stagione nuova per le aree montane, fatta di tanto protagonismo delle genti che quella montagna la abitano e che saranno chiamate a definire le nuove professioni per intercettare sì i nuovi bisogni, ma anche le tante straordinarie opportunità che la montagna sa offrire. 35 articoli per ridisegnare il quadro di sviluppo sociale ed economico della montagna, politiche per la natalità nei comuni con meno di 5.000 abitanti, incentivi e punteggi maggiorati per docenti e personale sanitario, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori, ma anche sviluppo di migliori infrastrutture viarie e di rete, sostegno alle imprese, dall'agricoltura al turismo, gestione del territorio e contrasto al cambiamento climatico. Un passaggio storico l'ha definito il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, con l'auspicio che il fondo iniziale di 200 milioni stanziati dal governo per le aree montane nel prossimo triennio possa essere ampliato per rispondere efficacemente alle necessità dei territori. Gli fa eco il presidente nazionale dell'UNCEM Marco Bussone, incalzando sui nodi ancora da sciogliere per una legge che, se non tradotta in politiche tangibili, rischia di rimanere una svolta solo sulla carta. Serviranno infatti 15 decreti attuativi per definire nel concreto come il testo normativo sarà tradotto operativamente e se queste soluzioni sapranno incarnare le risposte che la montagna si aspetta. Nessuna variazione agli orari di chiusura notturna della Galleria Comelico, che resta in vigore dalle 22 alle 6. La richiesta di ANAS di anticipare il blocco del transito alle 21 non ha per ora incontrato il favore dei sindaci dell'Unione Montana Comeliana, che hanno richiesto una settimana di tempo per analizzare le richieste di carattere tecnico presentate dalla società e che sarebbero funzionali a un'ottimizzazione dei tempi di montaggio e smontaggio del cantiere. Nel frattempo la società smentisce qualsiasi allusione in merito alla pericolosità del traforo, che resterà percorribile in sicurezza nell'orario diurno. Una grande azienda della provincia di Belluno, che da sempre è molto attenta ai propri dipendenti, ma che non da ieri si rivolge anche al proprio esterno per fare del bene.
Torna a Belluno per il 4º anno consecutivo la fondazione One Sight Essilor Luxottica con il suo programma più importante, le giornate della vista, che si ripromette l'accesso al diritto alla vista per i più fragili. Siamo infatti a Palazzo Bembo per 2 settimane con una clinica oculistica e un laboratorio ottico completamente attrezzati. È un appuntamento ormai annuale, partito nel 2022 ad Agordo, che poi si è trasferito a Belluno e quindi è il 3º anno a Belluno, quindi per noi è estremamente importante. È importante anche perché viene dato un aiuto alle categorie fragili, a tutte quelle persone che hanno la necessità di avere una visita specialistica e non se lo possono permettere. Qua mi viene da pensare ai bambini, poi oltre a questo c'è anche la possibilità di avere gli occhiali, quindi la protesi, ottemperare a quello che viene poi determinato dallo specialista. Un ringraziamento sentito alla Fondazione e a tutti i volontari che partecipano qui per dare sfogo a questo grande evento. Vedere è importante, non poterselo permettere è motivo di grande sofferenza fisica e psicologica. Vedere le persone assistite, visitate, che poi si possono scegliere una montatura e avere un paio di occhiali fa bene al cuore, ma fa bene soprattutto chi di questo, in queste giornate così speciali, può beneficiare. Peraltro un'iniziativa estremamente concreta che ad oggi ha consentito di donare oltre 1.600 visite oculistiche e 1.300 occhiali da vista. L'obiettivo è quindi superare quota 2.000. Ed ora invece parliamo di lavori pubblici e andiamo a vedere come si prospetta l'autunno a Feltre. Finisce l'estate e si riprende quanto era in corso e che, per certi cantieri, a dire il vero, non si è nemmeno mai interrotto. Per quanto riguarda i lavori pubblici, noi abbiamo portato avanti una serie di opere importanti per il territorio. Abbiamo la scuola primaria Vittorino da Feltre che si sta concludendo, una serie di opere sugli impianti sportivi e una serie di opere nelle frazioni. Abbiamo adesso tutte le asfaltature che sono state previste all'interno del piano triennale delle opere pubbliche e speriamo comunque di portare a termine quelle che sono le nostre prospettive che riguardano in particolar modo la nostra progettazione all'interno del territorio. Le opere pubbliche in un bilancio di un comune come Feltre rappresentano che percentuale del bilancio stesso? Le opere pubbliche rappresentano sempre una grossissima fetta del bilancio, ci sono poi dei finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere sia di tipo statale che di tipo regionale sui quali chiaramente stiamo lavorando ai fini di addivenire a una rendicontazione nei termini previsti. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.